un orario che chiudo anche io, vado a letto perché sono da solo anche me. Mi sta 2 anni fa quando mi... Sentito niente, stamattina avevo aperto il balcone dietro e sento che mi chiama lì, è un piacere che mi porti il filignaro dei carabinieri. È preoccupato Luciano, cugino di Roberto Benetazio, il pensionato di 68 anni rapinato martedì sera intorno alle 22:40 nella sua casa di Saonara. A Luciano è toccato 2 anni fa, la scorsa sera è stata la volta di Roberto. Era in casa da solo quando 2 persone sarebbero entrate da una porta lasciata aperta, avevano il volto coperto e uno era armato di pistola. Un'azione veloce. Una volta in casa i due hanno colpito il pensionato con un bastone, gli hanno spruzzato contro uno spray e il peperoncino e poi lo hanno legato mani e piedi, riuscendo a fuggire con 5.000 euro in contanti a bordo dell'auto del poveretto. Mi ha detto una cifra che l'aveva preparata così, che doveva fare i pagamenti, ma Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco che stanno conducendo le indagini. Medicato dal 118, Roberto Benetazio è stato sentito in queste ore dagli investigatori che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza del comune. A spiegarlo il sindaco di Saonara, Walter Stefan, che ha portato alla famiglia Benetazio la sua solidarietà. Noi abbiamo circa 30 telecamere nel territorio che sono utilissime poi alle forze dell'ordine, tra cui le ultimissime che abbiamo messo su anche con la lettura targhe. Dico che settimanalmente vengono le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria nella nostra postazione a controllare appunto i vari movimenti. L'auto del pensionato è stata ritrovata abbandonata. Nei piccoli paesi si riaffaccia la paura. Qui eravamo abituati che si lasciavano le porte aperte una volta, ecco queste cose sono passate, dobbiamo prendere atto e essere un po' più guardinghi, più attenti in tutto.